Buon pomeriggio a tutti gli amici di FVG Sport Channel BHTV e bentornati a questa diretta pomeridiana in compagnia dei vertici della Lega Calcio Friuli Collinare. Oggi puntata speciale, come dice il nome stesso, non in solite trasmissioni BH, ma uno speciale con la Lega Calcio Friuli Collinare con interessanti notizie e decisioni prese dai vertici qui presenti. Intanto salutiamo per primo il presidente Daniele Tonino. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Ciao. Salutiamo anche i due vicepresidenti, partendo dall'alto, come li vedo io nel mio video. Ciao Fabrizio Petoello. Ciao a tutti. E salutiamo anche l'altro vicepresidente Paolo Comini. Ciao Paolo. Buon pomeriggio a tutti. Quindi Daniele, partiamo dal presidente. Ieri avete avuto, come ho letto il comunicato, la riunione del consiglio direttivo della Lega Calcio Friuli Collinare. Avete deliberato un qualcosa e per non evitare di anticipare io ti lascio la parola per raccontare quello che avete deciso per la Lega Calcio. Beh, semplice, abbiamo deciso quello che tutti si aspettano, tutti i giocatori tutti i nostri soci aspettano, qualche decisione riferita a cosa sarà di questi campionati. Ci è sembrato l'ora giusta, ci è sembrato inutile aspettare ancora di prendere una decisione. Siamo capitati in un momento che non serve che spieghi io, siamo in mezzo a questo persistere di emergenza dovuto al coronavirus. Nonostante ci siano dei miglioramenti, nonostante si parli di ripartire con le attività eccetera eccetera, la Lega Calcio Friuli Collinare ha deciso di annullare i nostri campionati. Tutti i nostri campionati vengono annullati. Volevo precisare il termine, Fabrizio mi assiste in questo. Annullare è ben diverso da chiudere, terminare. Noi annulliamo i campionati, in poche parole non viene riconosciuto nessuna promozione, nessuna retrocessione, nulla, vengono annullati. Vengono annullati tutti i campionati, le sanzioni, le ammonizioni, scusate, vengono tolte, mentre le espulsioni vengono mantenute. Se sono aggiornate verranno fatte, verranno scontate nei prossimi campionati, se sono a tempo. Il tempo viene bloccato da quando abbiamo bloccato i campionati e riparte da quando riniziamo i campionati. Questa è stata la decisione. Un'altra decisione, così completiamo tutti gli aspetti, è l'aspetto, passatemi il termine, fiscale. Le nostre associazioni hanno pagato per tutto il campionato, non hanno disputato alcune partite. Faremo il calcolo delle partite che non hanno disputato e logicamente restituiremo una quota. La quota non sarà pari all'importo totale del costo partita, perché come tutte le aziende anche la Lega Calcio continua ad avere dei costi fissi quali gli impiegati, i dipendenti, gli affitti, i costi di gestione, insomma. In ogni caso, come è logico che facciamo sempre nella nostra trasparenza, stiamo facendo i conti e restituiremo i soldi che non ci servono e che non sono utilizzati dalla Lega Calcio. Questo è una prima cosa che penso ci differenzi già da molti. Adesso voglio solo aggiungere un mio pensiero. Mi sembrava giusto che il Collinare prendesse questa decisione, perché mi piace pensare che il calcio non si deve differenziare sempre dagli altri sport, pallavolo, pallacanestro, rugby. Questa decisione l'hanno già presa senza pensarci su tanto. Il calcio ci pensa sempre su. In questo momento la salute, secondo me, va prima di tutto il resto. E poi c'erano delle complicazioni. Anche se mi dicono vai a giocare, chi mi dice che i miei giocatori non hanno paura lo stesso? Magari ci sono squadre che hanno 30 persone in lista e 10 non vogliono più andare a giocare perché hanno paura, qualche squadra che proprio ha paura al completo e si ritira e non vuole più continuare. A settembre, quando speriamo ci sia un protocollo e si possa ricominciare, chi si iscrive sa già di questo pericolo, sa già di queste condizioni e quindi si iscrive a ragion veduta. Adesso le condizioni per continuare erano decisamente a rischio.
Allora, io ti blocco un attimo, io invito, siccome vedo che ci stanno seguendo in molti, a mandare messaggi perché siamo qua per rispondere, cioè i vertici della Lega Calcio Friuli Collinare sono qua per rispondere a tutti i dubbi e a tutte le domande che avete. Diciamo, Daniele, che era una decisione leggermente nell'aria, anche se in cuor nostro gli sportivi e i calciatori, soprattutto nell'amatoriale, non vedono l'ora di tornare in campo, però purtroppo qua stiamo parlando di cose un po' più grandi di noi. Quindi Fabrizio, tu da vicepresidente, cosa ti senti di aggiungere a quello che ha detto Daniele? Ma che abbiamo cercato di attendere, rispondo subito, tutti i campionati riguarda anche il Carnico Amatori. Abbiamo annullato anche il Carnico Amatori perché i tempi per la realizzazione non ci sarebbero stati e quindi sicuramente anche il Carnico è annullato. Abbiamo aspettato un po', è la speranza che ci ha fatto aspettare. La decisione probabilmente, come dici tu, l'avremmo già presa prima, però abbiamo continuato come tutti a sperare di poter giocare, perché poi è un divertimento, è un piacere di stare assieme, per noi il calcio è un'occasione di incontro. Ci sono tutti questi elementi che ovviamente mancano a noi, mancano a tutti, e speravamo che le cose andassero meglio. Le cose sì, è vero che stanno andando un po' meglio, ma non così tanto da pensare di poter continuare a giocare a calcio, dove i rischi sono troppo elevati e non è giustificato per andare a giocare a calcio mettere a rischio la propria salute, ma soprattutto anche quella degli altri. Paolo, hai qualcosa da aggiungere a quello che ha detto il presidente? Hanno già detto tutto ormai i miei colleghi qua, quindi direi che anch'io personalmente ho sperato fino all'ultimo di poter prendere una decisione diversa, ma viste le condizioni attuali la decisione che abbiamo preso secondo me è quella ottimale. Poi valuteremo l'evoluzione e gestiremo poi di conseguenza quelli che saranno i nuovi campionati. Abbiamo sospeso anche il campionato Carnico Amatori anche per delle ragioni diciamo oggettive, perché ad esempio molti giocatori adesso non hanno la visita medica, quindi non c'è la possibilità di farla. E quindi ci sono anche altre ragioni rispetto a quello che è la salute, che è la ragione principale e sulla quale noi abbiamo sempre ragionato. Allora, volevo dire una cosa sul Carnico Amatori. Nella riunione c'era anche il responsabile, che è Renato Damiani, e lui aveva già manifestato tempo fa l'intenzione di annullarlo. Abbiamo contenuto questa sua decisione, chiarendo che per il momento era sospeso proprio con questo obiettivo di darci un attimo di tempo per vedere l'evolvere della situazione. Però dico, la situazione si va evolvendo, sì, ma non così velocemente. Servirebbe un miracolo per poter tornare a giocare a calcio. Se ci fosse, stiamo un attimo a organizzare dei tornei brevi o qualcosa che dà la possibilità alla gente di giocare, però la vedo parecchio difficile, insomma è più un'illusione che una speranza a questo punto. Scusa, intervengo a proposito anche della domanda che vedo. Quello volevo dire. Come diceva Fabrizio, se per un caso, siccome non sono veggente, non sono virologo, non sono di questo, sono un semplice cittadino come tutti, la cosa si modifica, scoprono un vaccino, va tutto bene e a metà maggio siamo tutti perfetti e mi dicono si può giocare, quando si può giocare alla Lega Calcio non si è mai tirata indietro, non ci mettiamo nulla ad inventare qualcosa, veramente ve lo garantisco, non ci mettiamo nulla, però dobbiamo avere le condizioni al 100% di tranquillità. Quindi, tornando a getto per quanto riguarda la domanda dell'iscrizione, innanzitutto adesso dateci solo il tempo di fare 2 calcolini sulla proposta, su come fare il rientro delle cifre per le squadre, e poi di conseguenza faremo anche già la proposta per il prossimo anno. Sicuramente il nostro obiettivo non era quello di cambiare in genere le date, potrebbe esserci un leggero ritardo sicuramente, ma nulla di particolare.
nulla di particolare. Faremo in modo che tutto sia rimediabile, come abbiamo sempre fatto. Io volevo arrivare anche a questo messaggio che è arrivato, per chiarire, per chi è arrivato, siccome siamo dopo già 10 minuti di trasmissione, magari qualcuno vedo che si sta collegando adesso, ricordiamo, come aveva detto anche il sotto Francesco, che il campionato è bloccato e quindi anche promozione delle retrocessioni. Quindi ricordiamo agli amici che si stanno collegando adesso che la notizia è che tutti i campionati sono annullati, sia 11, 5 Carnico, e è frizzato, insomma, non ci sono promozioni e retrocessioni, come se non ci fosse, tra virgolette. No, è come se non ci fosse stato, tranne l'incidenza l'unica cosa che rimane, diciamo, sono le sanzioni disciplinari, ecco. Sì, io era normale che quando prendi queste decisioni è normale che qualcuno sia contento e qualcuno scontento. Chi era un anno prima in classifica sicuramente gli girano le scatole, come chi era ultimo in classifica tira un sospiro di sollievo. Ciò non toglie che bisognava prendere una decisione e non tutti possono essere felici. Però questa a noi è sembrata la decisione più logica e più normale da fare. Io volevo rispondere invece a Marchetti qua, che ecco, in questo momento sta facendo una domanda. Io credo di potergli rispondere dicendogli che queste decisioni non devono essere prese dalla Lega Calcio, ma saranno dettate da protocolli che saranno poi decisi da Stato, Regione o chi per loro. Insomma, ecco, noi non è che possiamo prendere delle decisioni in quel senso. Credo c'è un decreto ministeriale che regola le visite mediche, ci si rimanda solo a quello. Le convenzioni ne abbiamo fatta peraltro una ottima quando facciamo pubblicità con un centro medico, è pubblicizzata sul nostro sito. Per quanto riguarda ulteriori esami non possiamo certamente saperlo noi, ma dipende da decisioni di carattere governativo ministeriale. È logico che se ci diranno che dobbiamo attrezzarci, come abbiamo sempre fatto, cercheremo di dare un servizio, se nelle nostre possibilità, alle associazioni, assolutamente. Comunque abbiamo questa domanda di Francesca Scapin che dice che se anche le assicurazioni pagate subiranno uno storno. Allora, le assicurazioni, da quel che mi risulta, che non c'entriamo niente noi, ma sono a livello nazionale per quanto riguarda la Libertas in questo caso, cosa fanno? Ti allungano il tempo di validità dell'assicurazione, che in realtà non serve a nessuno, però questo fanno. Adesso vediamo se la Libertas riuscirà a prendere degli sconti magari per fare il prossimo anno, ma questo non dipende dalla Lega Calcio Tricollinare, ma dalle convenzioni che fanno gli enti di promozione a livello nazionale. Vorrei chiarire che quando si parla di assicurazione non è corretto. In realtà le assicurazioni sono una quota parte della tessera e le squadre comprano le tessere che hanno altre funzioni, e cioè gestiscono i costi gestionali degli enti di promozione sportiva. Dentro a questo costo c'è una quota parte che va a coprire un'assicurazione, una polizza assicurativa fatta dalla Libertas a livello nazionale che ha una ricaduta a vantaggio di tutti quelli che hanno la tessera. Quindi stiamo parlando di una quota parte di una tessera, cioè cifre piuttosto ridotte, ecco, non particolarmente incidenti. Comunque, come diceva Daniele, sarà una ricontrattazione che deve essere fatta a livello nazionale dalla Libertas con la società o il broker che gestisce questa polizza assicurativa. Prima è passato un messaggio, mentre stavamo parlando appunto di queste cose qua, di Michele Donadelli, che dice che il problema non è tanto il giocare, ma le società che devono ripartire, perché fra visite mediche, impiantistica, calciatori, eccetera, eccetera, non è sicuramente facile poter ripartire dopo questo stop. E questo è anche il problema che
abbiamo messo sul piatto della bilancia per iniziare a breve, che so, adesso a metà maggio dice sì, si può riaprire. Non è così facile e scontato come sembra. Gli impianti sono stati lasciati un po' in disuso, adesso stanno parlando di poter riaprire per poter mettere a posto i campi, eccetera, eccetera, per non parlare delle palestre che probabilmente devono subire delle sanificazioni particolari. Sono tutte queste problematiche che adesso come adesso non vedo facilmente risolvibili. Per settembre penso che comuni, protocollo, insomma, dovremo abituarci a condividere per un periodo con questa problematica e quindi avremo i tempi magari per risolverli. Come ho sempre detto, se ci sono qualche questioni burocratiche, eccetera, o di questo genere, la Lega Calcio ha sempre cercato di mettersi al servizio delle associazioni. Per quanto riguarda gli impianti, sapete che i comuni anche loro si metteranno all'opera, perché non c'è soltanto la Lega Calcio, ci sono tutte le federazioni dei vari sport, per il palestra, per le cose, quindi tutti ci troviamo spiazzati in questo momento. Cioè, ricordiamoci che è la prima volta che capita una cosa del genere, non è mai successa una cosa del genere, è logico che ci troviamo spiazzati e quindi io spero che adesso con la normalità si torna al lavoro e tutti i punti saranno presi in esame e saranno risolti ad uno. Noi cercheremo di essere sempre sul pezzo per dare informazioni, per di risolvere il più possibile le problematiche delle associazioni. Volevo ricordare che fra i consiglieri del direttivo della Lega Calcio quasi tutti hanno una loro squadra, quindi questi problemi li sentiamo molto vivi, molto vivi. Beh, ma questa proposta che ci fa l'amico Adam 12 di donare i soldi in beneficenza delle partite non giocate potrebbe essere un'idea che però va vagliata dal Consiglio, da tutto quanto, non è che potete decidere voi subito così. Ma sentite, allora di iniziative di beneficenza ce ne sono moltissime. Certo. La beneficenza noi la facciamo normalmente, fisiologicamente, raccogliendo ogni anno i soldi delle multe che diamo alle squadre e tutti questi soldi confluiscono in beneficenza. Non sono pochi perché vanno sui 3-4 mila euro l'anno e sicuramente riusciamo a far felice qualcuno. Quindi è vero che vengono raccolti per le multe, ma si trasformano in qualcosa di assolutamente positivo ed è un ritorno piacevole per chi ne trae giovamento. Noi pensiamo che stiamo parlando dei soldi delle squadre che noi abbiamo un dovere di restituire per quanto possibile e non di gestire. Non sono dei soldi di cui noi possiamo appropriarci e cambiare una destinazione che aveva. Dovremmo avere l'accordo di tutte le squadre e non soltanto di alcune, e non è un fatto di generosità, è un fatto di corretta gestione e di gestione rigorosa dell'associazione. Diciamo che eventualmente saranno le squadre che con quello che ritornate potranno fare beneficenza. Esatto. Noi abbiamo un dovere di restituire per quanto possibile, compatibilmente secondo i criteri che abbiamo dettato come direttivo e che ha esposto Daniele. Cioè noi le restituiremo e poi le squadre potranno fare quello che ritengono, insomma. È interessante questa domanda di Agostino. No, aspetta. Anche... Scusa, prima c'era il signor Medeot. Sì, esatto. Sì. Il problema dei soldi, infatti, mi riallaccio al discorso di Fabrizio, se le squadre vorranno dare beneficenza, ogni squadra potrà darla, ci sono tante belle possibilità di beneficenza, ma noi stiamo pensando di dare la possibilità che questi soldi che diamo, anche di metterli da parte per il prossimo campionato, in modo che l'iscrizione alla Lega Calcio diventi di un costo ancora più accessibile rispetto a quello che è. Penso di non sbagliarmi, ma il campionato della Lega Calcio Friuli-Collinare, sono sicuro di non sbagliarmi, a livello nazionale è uno dei più economici. Fare in modo che questi soldi che non vengono utilizzati in questo momento possano andare il prossimo anno lo rende ancora più economico. E siccome sono d'accordo con Medeot che il prossimo anno il mondo dello sport avrà problemi grossi, perché mancheranno tanti introiti, non so quante aziende saranno disponibili, quanti sponsor saranno disponibili, i comuni se avranno certe possibilità, eccetera, eccetera, eccetera.
avere la possibilità di fare un campionato a prezzi più ridotti può essere molto interessante. Avere un campionato che con una piccola quota, a persona riesce a giocare tutta la stagione, può essere molto interessante. Quindi anche questo è un ragionamento. Se poi una squadra vuole prendere i soldi per darli in beneficenza, noi sicuramente condividiamo dal suo punto di vista senza ombra di dubbio. Ecco, volevo continuare questo. Volevo anche integrare, cioè, questo discorso come facevamo in direttivo, no, Daniele? Sì. Ed è anche un fatto che sulla restituzione dei soldi ci potranno essere diverse modalità che potranno tenere presente anche la fidelizzazione, cioè il fatto che tu rinunci alla restituzione dei soldi dimostrando fiducia nei confronti dell'associazione e fiducia al movimento, e anche un fatto di sentirsi parte di un progetto comune, può determinare anche la previsione di un premio o di uno sconto ulteriore. Quindi sono tutte cose che stiamo valutando a livello progettuale, insomma. Io credo che sicuramente possiamo venire incontro alle associazioni che dimostrano di sentirsi parte di un gruppo, di un progetto condiviso, e dall'altra parte tenendo conto che comunque noi abbiamo anche un impegno economico che abbiamo assunto un anno fa, di un acquisto di un immobile che adesso stiamo ristrutturando, che ci sta impegnando economicamente, quindi dobbiamo fare i conti come abbiamo sempre fatto, con estremo rigore. Teniamo conto anche che, essendo uno dei campionati, forse il campionato che costa di meno, le disponibilità e i margini sono abbastanza limitati. Adesso io mi chiedo scusa a tutti e tre, perché guardando abbiamo una marea, e ringrazio gli amici che sono a casa, di domande che ci stanno arrivando, e quindi vi chiedo più stretti, perché così rispondiamo a tutti, partendo da Agostino che parla del settore arbitrale, se è sospeso anche quello, oppure nell'eventualità di tornei estivi se possono andare a arbitrare. Ma io direi in questo momento è tutto sospeso, poi bisogna capire l'evoluzione, come abbiamo detto prima, perché adesso anticipare delle cose di cui non siamo ancora a conoscenza, secondo me non possiamo farlo. In questo momento è tutto bloccato, quindi io, tra parentesi, poi non so chi potrà fare dei tornei, come farli e con quali modalità in questo momento. No, però comunque è una cosa che verrà strada facendo, no Paolo? Sì, valutata a seconda delle condizioni del periodo. Poi Simone che ci chiede se c'è la possibilità di finire prima di questo campionato a settembre, ma mi pare che avete già deciso che il campionato è annullato, quindi è chiuso, questa stagione è finita. No. Anche perché non abbiamo certezza del futuro, quindi è inutile tenere lì. In realtà ci sono parecchie idee, per cui o partire a settembre o a ottobre, qui è ancora tutto in fase di valutazione, quindi dare adesso delle date diventa complicato. Va sempre, come dicevo prima, valutato l'evoluzione della crisi, no? E quindi capire come ci si può muovere. Rispondo velocemente a uno che ha scritto se lo Stato penserà al mondo amatoriale. Le rispondo già io, penso proprio di no. Non ci ha mai pensato. Risponderei ci penserà come sempre. Ci penserà come sempre. Nulla. Ma però, scusate, però al di là di tutto, non fa parte della mentalità friulana sempre quella di trovare l'appoggio in qualcun altro, no? Noi siamo orgogliosi di aver fatto sempre dei bei suoi. Perché non si dovrebbe continuare così? Quando mai abbiamo avuto bisogno, siamo quello che siamo senza aver mai avuto chiesto piaceri a nessuno. Del resto noi stiamo andando a giocare a calcio. Io credo che gli aiuti dello Stato li debba dare a qualcosa di più importante che giocare a calcio. Non mettiamo sullo stesso piano il sacro col profano. Sì, certo. Ovviamente mi ha fatto sorridere Nicola che dice pensare a questi poveri uomini costretti a casa con le mogli, però no. Comunque leggo dai commenti che la decisione vostra di sospendere è ampiamente condivisa da tutti gli associati della Lega Calcio Friuli Collinare. C'era prima un commento che è passato e non abbiamo letto, che parlava anche di ripartire, che c'era anche un problema di tenuta fisica, perché da tanto tempo che ovviamente la formarsi fisica per ripartire, perché comunque siamo tutti a casa
chi più chi meno da un mesetto e mezzo, adesso ripartire da zero a giocare a calcio, dopo si rischia anche di farsi male. Direi che a questo punto potrebbe rispondere Daniele, che è quello più in forma. Esatto. Non so, adesso innanzitutto volevo comunicare il motivo per cui ho come vicepresidente Fabrizio, per il suo umorismo. Calcolate che io mi tengo in forma, mi diletto in cucina, quindi farò una denuncia al coronavirus perché ho aggiunto un'altra X alle mie taglie, ed erano già tante. A parte gli scherzi, la forma sarà un problema per tutti, ma per tutto lo sport, siamo tutti fermi e aspettiamo quello che succede. Come vi ho detto, aspettiamo con calma gli eventi. Poi cercheremo di fare in modo che di accontentare il più gente possibile, come abbiamo sempre fatto. Non mandate in 20 anni fa, non mandate in e comunque io credo che la leva più grande per ripartire sia la passione, poi il resto si combina, come si dice, però credo che la passione che gli amatori friulani ci mettono credo sia l'arma vincente per ripartire. Poi è chiaro che devono esserci le condizioni. No. Infatti adesso mi stanno mandando messaggi anche a me, non su cosa, che dicono che secondo alcuni è più logico lasciare le iscrizioni da scontare il prossimo anno per dare continuità a un futuro alla Lega Calcio. Così mi scrivono da casa. Era il ragionamento che avete fatto prima, se fare o meno scontare per il prossimo anno. Sì, ma leggo quello che dice Luca, so benissimo ci sono queste problematiche. Questo sarà un problema per tutto lo sport. Tutto lo sport. Questo è sicuro. Non so dargli soluzioni, onestamente non so dargli soluzioni. Anche perché sarà oltre che essere il campionato che costa di meno, le gestioni dei campi eccetera eccetera, lì bisognerà chiedere aiuti ai comuni, a qualcosa, non so, è veramente difficile la situazione, ve lo garantisco, è veramente difficile. Sì, è una situazione che mai provata, e quindi tutto quello che si state facendo adesso è dettato dalla novità, fatemi passare il termine, insomma, dell'emergenza. Quindi ovvio che, come abbiamo detto all'inizio, non metterai mai d'accordo tutti, però si cerca, nel limite del possibile, di prendere una decisione che possa essere l'ideale per tutti, e da quello che dagli amici da casa che stanno scrivendo, questa decisione è accolta favorevolmente dalle società. Poi ovvio, come hai detto tu Daniele prima, ci sarà quello che era primo in classifica che dice cavolo, e quello che era ultimo che dice non va bene, ma purtroppo questo fa parte del gioco. Normale. Sì, del resto non sarebbe neanche stato giusto, no? Premiare un campionato che non si è concluso, manca un terzo di campionato, tutto sarebbe potuto succedere, niente sarebbe stato di definitivo, e comunque un campionato si conclude dopo l'ultima partita, non prima, lo sappiamo, no? Noi fino all'80° minuto tutto in gioco. Sì, ma poi non era possibile per noi perché ci sono campionati in cui ci sono tante partite da recuperare, non erano lo stesso numero di partite, cioè c'erano tante combinazioni difficili, non aveva senso, ma poi lo scopo degli amatori è giocare. Vincere senza giocare non è proprio nella mentalità di un amatore, cioè non è proprio il massimo, ecco. Tutto lì. Rispondo a Calabrese, esattamente questo è il nostro pensiero. Questo è il nostro pensiero, però sono le società che devono scegliere di lasciarceli, perché noi li mettiamo a disposizione. Chi sceglierà, secondo me, sarà di lasciarceli perché sono anche necessari per la nostra organizzazione, sarà premiato. Chi eserciterà il proprio diritto di farseli restituire avrà riconosciuto pienamente il rimborso che definiremo, insomma. Ecco, però Fabrizio, non è che ve li tenete, li tenete adesso, però li scontate chiariamo una cosa.
Sì. Chiariamo una cosa, noi gestiamo i soldi delle nostre associazioni. Le nostre associazioni sono la Lega Calcio. Noi semplicemente siamo stati eletti per gestire una cosa comune. Noi non è un nostro patrimonio, è un patrimonio di tutti gli 8.000 tesserati. No, ma volevo chiarire, perché magari nel discorso uno poteva capire male, cioè non è le opportunità, le possibilità che andrete a vagliare sono appunto restituzione, oppure non la restituzione, ma lo sconto di quello che dovete restituire per eventualmente l'iscrizione del prossimo anno, perché comunque una società del calcio Friuli Collinare non sono società che vivono un anno, può anche succedere, però c'è una storia dietro, e quindi ci sono squadre che hanno 20, 25, 30, 35 anni nei nostri campionati. Sì, sono squadre storiche che hanno una struttura, hanno una storia alle spalle. Quindi sì. Comunque Paolo, ti avevo interrotto mentre stavi parlando, ti chiedo scusa. No, volevo intervenire sul discorso delle quote che dovremmo tenere. Diciamo che, conoscendo le problematiche che le squadre potrebbero affrontare sicuramente a inizio campionato per recuperare dei soldi, lasciare diciamo in dote vorrebbe dire avere un costo di iscrizione più bassa e quindi essere agevolati in quel senso lì. Non è che noi teniamo i soldi per altre motivazioni, li teniamo per la gestione ordinaria, tutto qua. Sicuramente. Questo... Poi tengo non voglio adesso auto-incensarmi come Lega Calcio, no? Intendo, però è abbastanza trasparente la nostra gestione, ogni squadra vede quello che dà, il motivo per cui gli vengono tolti i soldi, il costo di ogni soldo, a fine anno ci sono dei bilanci che vengono messi 15 giorni prima, tutte le fatture sono a disposizione per essere controllate, quindi il nostro è un bilancio abbastanza, abbiamo sempre puntato sulla trasparenza, cercheremo di fare sempre, il nostro obiettivo è sempre quello della trasparenza, quindi anche in questo caso restituiremo i soldi pensando a come riuscire a mantenere anche la struttura, eccetera, eccetera, e chi li vuole tira fuori e chi li vuole ce li avrà pronti per il prossimo anno. Tutto qua, nulla di più, come facciamo anche di solito, insomma. Comunque, per sdrammatizzare un attimo il contesto, volevo rispondere a Rudy Rossetti che guarda che secondo me vi siete salvati, perché il prossimo anno sarete nella stessa categoria, quindi vai a battere cassa al mister e fate pagare la cena. Quindi... sì, non si discute. Questo rispondete voi, perché io non sono tenuto. No? Sì, ha ragione. Sarà una sua possibilità. Una sua scelta. Sì, no, comunque è un gesto, questo è un messaggio di fiducia che fa solo piacere, insomma. Ecco. Assolutamente. No, ve la leggo così facciamo veloce. Sì, la scelta di chiudere il campionato senza né vinti né vincitori. Non ci è piaciuto vincere una finale a tavolino, anche se giustamente, figuriamoci vincerlo a causa sospensione anzitempo del campionato. Ne va dello spirito amatoriale. Questo è Maurizio Missio da casa. Ed è un po' il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso. Sì. Ma devo dire che sono anche abbastanza felice che vedo i commenti tutti che hanno accolto positivamente la nostra scelta, e quindi questo mi fa piacere che abbiamo risposto a quello che pensavano anche le nostre squadre. Sì, ma anche tutti i messaggi che stiamo ricevendo sono messaggi che sono in sintonia un po' con lo spirito che abbiamo sempre condiviso con le squadre, con i giocatori. Fa molto piacere, insomma, non solo della scelta in se stessa, ma la reazione a un respiro un po' più ampio. Ecco, questa è la cosa buona, secondo me. Anche questa potrebbe essere un'importante domanda. Guarda, questo vuol dire che c'è ottimismo, perché vuol dire che il prossimo anno partiamo, speriamo bene, ci speriamo tutti, insomma, ecco. Di solito la richiesta delle squadre... Prego, Daniele. Io sorrido a queste domande per la forma fisica, perché appena lo Stato darà la possibilità alla gente di incontrarsi a giocare, penso che sarà difficile trovare un campo libero. Probabile.
Probabile. Perché io scommetto, ci sono tanti giocatori che probabilmente sono bloccati con le cinghie perché non sanno più cosa fare senza il pallone, perché tutti noi conosciamo gente che ha proprio una passione fuori da ogni logica, che vede il pallone ovunque, e quindi io non penso che ci sarà problemi, perché appena ci daranno il permesso vedrò i runner che saranno quintuplicati, e i campetti da calcio, come una volta i campetti di erba lasciati a riposo, saranno pieni di gente che gioca, secondo me, perché la voglia di tornare a toccare il pallone è veramente incredibile. Ma questo penso che sia per tutti gli sport, insomma siamo chiusi in casa da 2 mesi, non possiamo fare il nostro sport abituale, ti immagini che appena ci danno la possibilità di farlo, non vediamo l'ora. Quindi sì, penso proprio che la forma sarà una cosa importante, ma se noi potremo giocare significa che avremo già avuto il permesso di giocare da un po' di tempo, e quindi che tutte le squadre probabilmente possono, o tutti i giocatori possono allenarsi. Sì, l'indirizzo che insegna Maurizio è quello che intenderemo seguire, insomma, questo è quello che abbiamo detto. Ma adesso a te ti arriva un messaggio, adesso appena Francesco riesce a metterlo, che è veramente interessante anche, no, a parte questo, no? Questo. Sì, sono d'accordo con quello che scrive Scarnielutti, assolutamente. Sì, questa è la nostra idea, e anche faremo il possibile per premiare chi dimostra di aver fiducia in questo progetto, insomma, nel nostro movimento. No, perché giustamente lui dice che a voi tornare tutti sarebbe anche un problema per la Lega Calcio, potrebbe mettere, non abbiamo nessun problema, perché abbiamo un bilancio florido, e quindi siamo assolutamente in grado di soddisfare qualsiasi impegno economico, anche perché non ne assumiamo se non siamo certissimi, perché stiamo amministrando, come dico, soldi di altri, quindi lo dobbiamo fare con ancora maggior rigore. Quindi sotto questo profilo nessun problema. Però mi pare che gli amici che commentano sono quasi tutti, vi stanno invitando a tenere i soldi come caparra per il prossimo campionato, mi pare, di quello che leggo. Sì, ma sì, sono tutti bei messaggi che dimostrano... A quanto pare questa è un'idea, guarda, l'idea di tenere i soldi come caparra per il prossimo anno è un'idea che è nata in direttivo, che stiamo formulando appena avremo dei costi, dei prezzi, ma è una cosa che abbiamo detto sottovoce adesso, sta venendo fuori in modo prepotente, perché a quanto pare le squadre sono d'accordo. Ma del resto è quello che facevamo tutti gli anni, uno poteva tirare fuori la caparra oppure lasciarla per il prossimo anno. Ecco, oltre alla caparra, se vuole può lasciare anche il resto dei soldini che abbiamo intenzione di tornargli a mandare dietro. Quindi non abbiamo fatto nulla di diverso dagli scorsi anni, soltanto che sono soldi in più, e avevamo paura che le squadre, invece a quanto pare sono tutte... Comunque in ogni caso ricordatevi che sarà sempre una scelta delle associazioni cosa fare dei loro soldi, però è sicuro che daremo queste possibilità, è una certezza a questo punto, senza ombra di dubbio. Comunque sempre mantenendo un attimo la vena della battuta per drammatizzare, dalla moglie del regista, che non si vede, dice se hai più voglia di andare a giocare a pallone o più voglia di distanziarsi dalle mogli. Quindi questo, no? Vale un po'. Io approfitto invece per fare degli auguri a delle squadre che purtroppo hanno avuto casi di coronavirus in squadra e nei suoi familiari, per cui mi scrive in privato una squadra veneta delle 7 Sorelle, per cui facciamo i migliori auguri a queste persone e gli facciamo naturalmente un grandissimo in bocca al lupo. Assolutamente. A tutti quelli che sono coinvolti. Mi risulta sia positivo anche uno del Brawlings, che è Straulino, che è in quarantena, e quindi un saluto anche a lui. Questi sono quelli che mi sono venuti a conoscenza, logicamente. Se c'è qualcuno, fatecelo sapere, che fagli un saluto da parte di tutti. Male non fa. Sì. Male non fa. Leggo Vidoni che dice c'è il problema delle visite mediche. Sì, lo diceva all'inizio della trasmissione appunto Paolo Comini, che in questo momento, anche se volessimo giocare, molte visite mediche, molti nostri atleti non hanno la visita medica, e in questo momento non c'è possibilità di farlo, quindi anche quello è un altro problema che si aggiunge. Perché scrive il signor Macuzza, scusa, c'è scritto bisogna utilizzare le maglie XXL? Perché non si visto.
Si utilizzano già? Non capisco questa domanda, questo, cioè, voi che gestite anche gli arbitri. Bella idea, sono d'accordo. È fattibile? Secondo me sì, almeno la parte quella teorica, ovviamente, quella pratica un po' meno. Però sicuramente, perché no? Bisognerebbe provarci, secondo me è un progetto bello. Abbiamo bisogno di arbitri, perché tutte le organizzazioni hanno bisogno di arbitri, c'è una mancanza di vocazione. Purtroppo gli arbitri sono una componente indispensabile di tutti gli sport. Sarebbe bello, secondo me, che non ci fosse bisogno degli arbitri, ma non si riesce a gestire serenamente le cose diversamente. Utopistico pensarlo, Fabrizio. Ecco, utopistico. Sì, e quindi sono un male necessario. E quindi noi ne abbiamo però necessità come gli altri o anche di più, insomma. Comunque, rispondendo a Luigi Ponta che dice se ci potrà essere il prossimo anno una sorta di liberatoria da firmare per eventuali contagi, credo che questo periodo qua no, ma è una cosa che non no, scusate, le liberatorie non esistono, ci sono delle norme di legge e non c'è disponibilità da parte dei privati di erogarle, quindi anche le liberatorie che venivano rilasciate per le visite mediche erano delle idiozie che venivano firmate da persone assolutamente impreparate e fatte firmare da persone ancora più incoscienti. Quindi liberatorie non ne parliamo neanche, sono delle stupidaggini che non finiscono più. Mi pare che la risposta è proprio draconiana la risposta, perché non bisogna neanche dare spazio a idee farneticanti e bisogna rispondere in modo anche drastico, proprio per evitare che prendano piede delle prassi che sono del tutto ingiustificate e poi soprattutto non sollevano di nessuna responsabilità, creano un affidamento che non esiste, capite? È questo che è preoccupante. Purtroppo no. Poi abbiamo anche, vedi, Agostino Daniele che dice che senza taglio di nero non sei quello, cioè non sei tu. Muraro non ci ha pensato, cavolo, che ce devo fare? Te lo lanciamo da qua, è un po' difficile. Non era una buona idea. No, però ci organizziamo per un brindisi, Daniele. Sì, quando si riparte. Ora, quando si riparte, mi sa che tanti avremo i nostri giri, bisogna ripartire. Allora. No, è annullato tutto. Simone, è tutto annullato. E si va direttamente alla stagione nuova come se fosse questo, insomma. Sì, è annullato, vuol dire che è come se non fosse mai esistita. L'unica roba che rimane sono i provvedimenti disciplinari. Basta. Ecco, maggiore adeguamento normativa. Ecco, anche noi aspettiamo come Loris i protocolli e quello che ci diranno di fare. In base a quello che ci diranno di fare come associazioni, noi come Lega Calcio vedremo che aiuto possiamo dare. Come abbiamo fatto col registro CONI, come abbiamo fatto nel decreto Balduzzi, come abbiamo sempre fatto, se c'è la possibilità di dare una mano alle nostre associazioni per evitargli delle incombenze burocratiche, delle incombenze fiscali, noi ci siamo. O al massimo, se non possiamo fare questo, almeno per spiegare cosa fare, che già secondo me è tanta roba. Poi, detto questo, bisogna ricordare a tutti che anche se avete preso la decisione di annullare il campionato in corso, non è che adesso la Lega Calcio sparisce e ritorna a settembre, voi siete sempre ogni giorno sul pezzo, anzi peggio ancora adesso. Sì, stiamo lavorando tantissimo. C'è da gestire una cosa mai gestita prima da parte di nessuno. No, come si valuterà, non ci sono né promozioni né retrocessioni, Simone. Proprio viene annullato. Come se non ci fosse stato questo campionato. Prossimo anno, da quello che ho capito, adesso chiederò conferma, è come prendere un copia e incolla campionato 19-20 diventa 20-21. Dico giusto? Per essere proprio semplice. Esatto. Poi dovete capire, voglio sdrammatizzare, io
Cioè, come tutti noi che dobbiamo stare a casa con le mogli, ma io mi devo sopportare una videoconferenza un giorno sì, un giorno no con Fabrizio Pettorello and Company. Per me già non ho piacere per le videoconferenze, perché io preferisco essere di persona con un taglio in mano e fare la chiacchierata. Fare le videoconferenze, sì, dovete anche capirmi, no? Non è facile, quindi capisco tutti i soci e i tesserati della Lega Calcio Friuli-Collinare. Chi risponde a questa domanda di Luca? È semplice, nella Lega Calcio Friuli-Collinare dare questa risposta è impossibile. Se tutte le squadre di quest'anno si tornano a iscrivere, è vero, copia e incolla potrebbe essere fatto tranquillamente, ma sapere se tutte le squadre si iscriveranno di nuovo, sapere se ce ne saranno altre 30 nuove, non lo sappiamo. Questo è una variabile caratteristica del nostro campionato. Cioè, la caratteristica del nostro campionato è che c'è un grande movimento di associazioni. Ogni anno abbiamo, a parte le squadre logicamente con la storia, ma le squadre diciamo di breve storia che magari non ce la fanno a continuare, ma vengono sostituite da altre nuove. È logico che vanno a cambiare tutti i gironi. Se si iscrivessero tutti e rimanesse, fare il copia e incolla non ci costerebbe nulla, anzi facilitato. Però questo noi non possiamo rispondere perché dobbiamo vedere le iscrizioni quando arrivano. Tutto lì. Quindi Simone, questa puntata speciale è stata fatta apposta per questo, per essere la Lega e i vertici della Lega Calcio Friuli-Collinare che sono qua. Prima di prendere la decisione hanno contattato la FVG Sport Channel chiedendo proprio questo, perché mandare comunicati, mandare 2 righe per spiegare, ma di persona, perché noi siamo fatti così, no Daniele? Bisogna spiegare di persona. Adesso di persona non si può, e questa trasmissione è fatta apposta per spiegare a tutti gli amici da casa, e vi garantisco che sono veramente tanti, perché al momento sono oltre 150 persone online in questo istante che ci stanno sentendo, più tutte quelle che sono passate nell'ultima ora, e appunto per chiarire nel limite del possibile tutte le domande che era gioco forza venivano fuori leggendo solo l'annullamento del campionato. No? Volevo solo precisare, di solito noi in questi periodi stiamo facendo vari direttivi. I direttivi li facciamo il pomeriggio tardi, la sera, e in tempo reale vengono messe le decisioni. Questa volta abbiamo aspettato appunto per avere un rapporto il più possibile diretto, per quanto possibile in questa situazione, grazie appunto a FVG Sport, in modo da avere la possibilità di avere un contatto, seppur virtuale, con le squadre per dire questa decisione, che sembra una decisione sciocca, ma sappiamo benissimo che ci sono 8.000 persone che tutte speravano di poter tornare a giocare, di poter tornare a fare il terzo tempo, di poter divertirsi con i propri amici. Era una speranza che avevano tutti, e noi gli stiamo dicendo no, guarda, per quest'anno no. E non è facile. Non è adesso possiamo sdrammatizzare, buttarla su ridere, però so che io ho una squadra e tutti ci tengono ad andare a stare insieme. Non si può. È per questo. E, questa penso che sia difficile da attuare, no Paolo? Di avere un medico sociale. Diciamo che queste non sono indicazioni che dobbiamo dare noi, ma lo darà chi governa, cioè noi non possiamo dare questo tipo di indicazioni. Quindi aspettiamo e valuteremo insieme cosa le squadre o le associazioni dovranno ottemperare nel caso in cui ci siano delle norme particolari, ma in questo momento sono risposte che non possiamo dare. Diciamo che un obbligo che prevede il medico sociale per le associazioni amatoriali è un modo per distruggere tutto il calcio. Sì, sarebbe un colpo di grazia. Il corso definitivo, sì, cioè, chi lo potrebbe fare? Abbatterebbe anche i dilettanti in tanti casi. Sì, abbatterebbe tutto lo sport praticato. Scusate, parliamo due cose, cioè facciamo una distinzione fra lo sport spettacolo, che c'entra poco con lo sport, e lo sport praticato, perché noi stiamo parlando di sport praticato. Purtroppo le norme vengono sempre fatte per lo sport televisivo e non per lo sport praticato. Se il legislatore guardasse con un po' più attenzione a chi pratica lo sport e meno a chi lo guarda,
sarebbe anche interessante, forse le norme verrebbero anche meglio. Condivido. Vi porto i saluti di Tommaso Burlon, figlio dell'arbitro Giovanni Burlon, che grande Burlon. No? Che vi saluta. Che vi grande saluta. Burlon, sì, fa molto piacere ricordare il papà. Volevo rispondere a Mirko Rezzin, no? Diciamo che noi in questo momento stiamo già facendo alcune riunioni, ad esempio per modificare la Coppa Amatori in streaming, per cui se qualcuno volesse partecipare basta che ci mandi una mail e lo coinvolgiamo in queste riunioni. Poi valuteremo se ci saranno altre occasioni di incontro online per altre tipologie di richieste. Beh, sicuramente interessante anche il corso online degli arbitri. A me non è dispiaciuta come idea, è uno spunto interessante, sì, quello di Ciccio Farisco. Sì, perché guardate, insomma, è chiaro che in questo momento il calo di lavoro ce l'abbiamo tutti, quindi un po' di tempo libero ce l'abbiamo, ognuno lo dedica alle cose, alle proprie passioni. Noi abbiamo la passione della Lega Calcio e quindi ci dedichiamo molto alla Lega Calcio. Il direttivo si incontra 2 volte alla settimana, è anche un modo per stare assieme. Daniele si lamenta, è un modo per stare assieme, ma stanno venendo fuori tante idee nuove, tante evoluzioni, tante proposte. Secondo me stiamo lavorando anche da remoto, ma con molta efficacia, io credo. Ecco, volevo dirvi che io in questo periodo avevo fatto un programma di sport qui in giardino per mettermi in linea. Non posso farlo per colpa della Lega Calcio, che mi obbliga a fare, proprio nell'ora in cui avevo deciso di fare questa ginnastica particolare, mi mettono sempre il direttivo. È una sfiga pazzesca. Ma sai che ero anch'io presidente di un'associazione, di solito le riunioni le decide il presidente, sai Daniele? Quindi... No, qui no, No. Sì, poi no, guarda Daniele, hai ragione, poi lui non è per niente dittatoriale, no, assolutamente, no, per niente. È poco credibile, se si fa vedere democratico è davvero poco credibile. No, io sono per una democrazia in cui decidono tutti uno. Sì, però se continuate a farmi vedere... Daniele, senti una cosa, ti domando, tu sarai in contatto anche... Scusa, no, volevo sapere chi è quel fotomodello che avete adesso in immagini, che non vedo, non conosco? Con Armani, Prada, con chi è? Che non conosco. Non so, devo chiedergli. Informati, perché è veramente un soggetto interessante. No. Vedi le tendenze. Volevo chiedere, tu bene o male sarai in contatto anche con le leghe in giro per l'Italia, amatoriali e quant'altro. A parte i Friuli, Lega Calcio Friuli Collinare appunto ha deciso di annullare. In giro per l'Italia cosa stanno decidendo? Se hanno già deciso oppure sono ancora in forse? Allora, a parte certe federazioni che sappiamo hanno già interrotto, gli enti di promozione, volevo precisare che organizzati come Lega Calcio Friuli Collinare non è che ce ne siano molte. Di solito fanno proprio a capo di un ente di promozione e in questo momento gli enti di promozione sono completamente bloccati. Non fanno nulla. Come noi, come tutti. Sulla decisione dei campionati per adesso non ho presente, non mi giungono voci di notizie particolari. Sicuramente nessuno ha intenzioni per adesso di iniziare, quindi chi ha la possibilità o ha voglia di far giocare a luglio, agosto, così probabilmente tiene in sospeso questi campionati per dopo fare qualcosa. Non so quanto sia redditizio. Noi abbiamo deciso questa strada ai posteri l'ardua sentenza. Chi vuole rispondere al messaggio di Nicola? Che secondo me è uno spunto di difficile attuazione, ma per pensare a qualcosa di nuovo in questo momento che qui Fabrizio è il tuo campo di battaglia, i 3 punti a vittoria. Allora, guardate, l'idea per quello che ci siamo confrontati, ovviamente non abbiamo pensato al prossimo anno, stiamo pensando a modifiche normative importanti che semplificano tutte le parti procedurali
per consentire, il nostro pensiero è quello di sburocratizzare al massimo la Lega. E quindi lasciare i giocatori entrare in campo e divertirsi senza tante preoccupazioni. Stiamo muovendo per l'abolizione del comunicato ufficiale, cerchiamo di fare grandi innovazioni che consentano di essere a passo coi tempi e quindi rapportarsi con strumenti con cui ci rapportiamo quotidianamente, come i siti internet, piuttosto che le app, i nostri smartphone, e quindi vedere tutto lì. Di sicuro una modifica, io credo che la nostra proposta sarà quella di riproporre i campionati per quello che sono. Di sicuro una cosa che non faremo mai è il cambiamento a 3 punti, perché l'obiettivo è proprio contro i nostri principi. I 3 punti sono stati introdotti nel calcio professionistico per dare più spettacolo, per esasperare le tensioni, per rendere tutto più divertente alla televisione. Questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di divertirsi, l'agonismo ci deve essere, ma deve essere temperato, e i 2 punti assicurano questo temperamento, mentre i 3 punti portano all'esasperazione agonistica. È proprio una finalità che non rientra nel calcio amatoriale. Se uno vuole avere un campionato a 3 punti non lo deve trovare nella Lega Calcio. E poi c'era l'altra, sempre oltre i 3 punti, diceva che magari un'idea potrebbe essere un campionato misto, Carnico e squadre miste del Carnico del Collinare. È già così. Leggevo le domande. È già così, perché molti giocatori del Carnico durante l'inverno vengono a giocare giù. No, ma penso che tenesse squadre, non giocatori. Sì, ma se giocano in 2 squadre non possono farlo, no? No. Poi avevamo anche la domanda di Manuel Grassi, che però mi attacco, credo di potergli rispondere io, che prima avevano detto, non essendoci ancora una decisione normativa, non si può sapere come comportarsi alla ripartenza, dico giusto? Esatto. No? Certo che se il governo dice che deve avere certificato, lì toccherà farlo in qualche modo, insomma. Le riviste mediche devono essere contemplate. Non lo so, non voglio anticipare niente, poi il legislatore è sempre molto fantasioso e quindi potrebbe esserci prevista anche una cosa del genere, ma che valore avrebbe? Io la non positività per oggi, anche per domani, cioè cosa faccio, il tampone ogni giorno? Sì, mi sembra una cosa un po' sconclusionata. Poi siamo il legislatore un po' vittima della demagogia, quindi potremmo, chissà, che lo introduca un obbligo del genere, ma lo trovo così illogico, no? Perché posso essere positivo oggi quando faccio la visita medica e domenica quando vado a giocare lo contratto. Che senso avrebbe? Sì, infatti anche per la Serie A parlano di fare i tamponi 2 giorni prima di ogni partita, quindi sì, appunto, ma, non avrebbe... ma state scherzando, cioè è un altro modo per dire vabbè, non volete più sport praticato. Sì, almeno quello di squadra, perché non sarebbe sostenibile anche come a livello di costi. Ma vi immaginate ogni volta che devo andare a giocare a calcio che trovo un medico libero che mi fa un tampone, poi lo mando a fare le analisi e dopo dovrei avere le analisi immediate? Fra quanto mi danno le analisi? Nel frattempo ho contratto il virus. Ma che senso ha sta cosa? Bene, allora noi siamo prossimi alla chiusura della nostra oretta dedicata, quindi io vi lascio a ognuno di voi il pensierino finale per tutti gli associati, chi vuole parlare parli, più de quattris, insomma. Tutto ringrazio FVG Sport per averci dato questa occasione per spiegare le nostre decisioni. Abbiamo preso questa decisione dopo molte considerazioni. Il mio augurio è di vederci, lo spero veramente con il cuore, agli ultimi di settembre, ai primi di ottobre, con la partenza dei nuovi campionati. Questo significherebbe che non so se abbiamo battuto il virus, ma almeno che abbiamo capito come conviverci, e la possibilità a tutti i nostri giocatori, i nostri tesserati, di poter di nuovo divertirsi sui campi di calcio e in questo momento di stare insieme. Veramente. Speriamo con questa novità di farvi capire che
la Lega Calcio Friuli Collinare c'è e che cerca di essere il più possibile presente nelle associazioni. Tutto qua. È una buona serata a tutti. Anch'io mi collego, faccio un auspicio di un pronto, diciamo, ripresa di campionato. Vorrei ringraziare anche tutti quei tesserati che si sono dati disponibili per le varie, ad esempio per i ragazzi che stanno facendo con noi la commissione della Coppa Amatori, ma anche tutti quei presidenti che continuamente scrivono per chiedere informazioni e dimostrano vicinanza comunque alla Lega Calcio Friuli Collinare. Vorrei anche ringraziare, approfitto dell'occasione, anche i collaboratori della Lega Calcio, che sono tanti, e vorrei comunque ringraziarli perché anche per loro in questo momento, diciamo, c'è un periodo di fermo. Quindi un saluto a tutti, sperando di ripartire il prima possibile. Fabrizio, ma anche tu? Vi ringrazio per l'ospitalità, è stata un'occasione importante per poter parlare con i nostri soci, ai quali auguro ogni bene, soprattutto di trovarci al più presto sui campi di gioco, perché questo vuol dire che tutto superato, o comunque, come dice Daniele, abbiamo trovato una soluzione per conviverci. Grazie a tutti, buonasera, a presto, spero su questo canale. Bene, allora noi adesso andiamo in chiusura. Io vi ricordo che stasera alle ore 21 sul canale 113 Digitale Terrestre, FVG Sport Channel, BHTV, potrete rivedere questa puntata andata in onda online. La potete rivedere stasera dalle 21 sul nostro canale Digitale Terrestre. In più sulla pagina Facebook di FVG Sport Channel la troverete sempre disponibile on demand, quindi se avete bisogno di risentire qualche domanda o qualche spiegazione, la puntata è sempre lì che vi può aspettare. VH speciale LCPC. In ogni caso, un'email, una telefonata siamo sempre a disposizione per tutti, come lo siamo sempre stati. E io dico anche che FVG Sport Channel è a disposizione della Lega Calcio Friuli Collinare per qualsiasi cosa. Se avete bisogno di fare altre cose, noi siamo qua, le porte sono sempre aperte, no? Grazie. Buon pomeriggio e buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Buona serata.